Top show a Isola della Scala, la 52esima Fiera del Riso organizzata da ENAIP. Gli studenti sono in cucina per preparare un menù straordinario, ovviamente con pietanze a base di riso e di farina di riso. Il tutto diretto dallo chef di ENAIP Giulio Montresor in collaborazione con il presidente dell'Associazione Cuochi Scaligeri Paolo Forgia. Sono i giovani talenti e sono le cose buone di questo territorio e insieme è una ricetta e come tutte le ricette che si rispettano ci sono più ingredienti. Sicuramente come ENAIP siamo da tanto tempo impegnati nell'ambito della ristorazione e siamo l'ente di riferimento in Veneto, in Italia e lo siamo anche in Europa. E in questo luogo insistono quelli che sono i prodotti italiani nel mondo e mettere insieme i ragazzi che sono il nostro futuro con questi prodotti è per noi un grande motivo di orgoglio. Perché questo? Perché molte delle aziende del territorio investono sui nostri ragazzi e quindi i ragazzi vengono volentieri a partecipare a questo corso perché sanno che è praticamente certo lo sbocco nel mondo del lavoro. Noi con ENAIP stiamo collaborando già da qualche anno, è una cosa molto bella perché si rendono conto delle responsabilità sul lavoro che va dalla semplice azienda che produce riso ma anche dalla ristorazione soprattutto, no? Quindi è una cosa che noi ci teniamo molto, continueremo a collaborare con ENAIP e anche, come dire, sulle esperienze che abbiamo fatto come aver mandato dei ragazzi dell'ENAIP a New York nella nostra risotteria. La fiera ci consente di perfezionare, di mettere, diciamo così, alla prova i nostri studenti, ma loro stessi hanno la possibilità veramente di capire cosa significhi entrare esattamente nel mondo del lavoro a pieno titolo. Professionalità e passione uniti alla forte tradizione e al territorio sono gli ingredienti che ENAIP cerca di trasmettere ogni giorno agli studenti.